vero schianto che si sanno notizie che poi sono andate perse con il tempo, è stato nel 1790, esattamente in Francia. Questo strano caso riemerse nel 1975, però poi, dopo aver sfogliato diversi giornali, questa storia è stata dimenticata e non se ne è parlato mai più di questa storia. In effetti non ci sta più nessun testo che ne parli, in nessuna parte, neanche su Wikipedia, in nessuna parte. Questa è una cosa di tantissimi secoli fa. Quindi già nel 1975 questa cosa già era scomparsa, poi è ricomparsa. Questa qua è ricomparsa, infatti è successo nel 1790. Un ispettore di polizia, ciao Letizia, un ispettore di polizia di Parigi fu inviato nella città di Alençon per indagare su questo evento strano. In effetti, alle 5 del 12 giugno 1790, ciao avvocatella, ciao Sofia, alle 5 del 12 giugno 1790 diversi agricoltori hanno visto un enorme pallone in cielo che era circondato da una fiamma di fuoco. Questo pallone volò molto veloce ed emise un insolito fischio in effetti, sorvolando la cima della collina, quindi ciao videocamera. Quindi sorvolava, camminava diciamo nelle colline dell'epoca, quindi del 1790, quando diciamo cadde a terra e si schiantò diciamo in un campo di agricoltori, e quindi diciamo che i curiosi circondarono tutta questa palla diciamo strana per loro. All'epoca ci stavano le mongolfiere, figuratevi che all'epoca stavano i fratelli che inventarono la mongolfiera, i fratelli Montgolfier, in effetti il nome deriva da loro, quindi figurarsi se esistevano gli aerei a quell'epoca. Quindi quando questa palla rovente cadde diciamo in questo terreno agricolo, cioè di contadini, quanto fu rimasto che ah sì sì, ma sicuramente io ho fatto il video commesso, sì sì, sicuramente era un UFO come ho detto io. Quindi quando la persona hanno circondato tutti i lati, improvvisamente questa sfera si aprì e da lì uscì diciamo una persona molto strana. Quindi dopodiché sparì. Quindi diciamo che purtroppo non si hanno più prove di questa cosa che è successa nel 1790, purtroppo. Però questa persona era vestita in modo strano, con un completo aderente, e disse alcune parole che purtroppo la gente non capì. Dopodiché si precipitò nella foresta e non si è saputo più nulla, però questa palla rimase lì, non se ne andò via, perché bruciò, in effetti era come se fosse stato, si era schiantata al suolo, e quindi fortunatamente l'alieno, ciao la Strubale, sì, un saluto a Strubale e a Fausta Casecca. Sì, sì, allora Samuele, questo è successo proprio nel 1790. Io l'ho trovato proprio in un archivio russo, quindi ho fatto una traduzione. Ed è successo esattamente a Alencon, quindi una città della Francia. Ed è una cosa del 5 alle 5 del mattino del 12 giugno del 1790, quindi è una cosa che non troverai, non la trovi neanche su Wikipedia da nessuna parte, è una cosa che è scomparsa. L'ho trovata su un archivio russo, quindi ho fatto la traduzione ed è messo questa qui, ma già avevo capito dalla figura che poi non ho potuto mettere, ho messo questo, diciamo, questa foto per far capire che erano UFI. Ciao Alessandro, quindi già nel 1790 si avevano questi avvistamenti, in effetti questo si schiantò, solo che a differenza di allora, che giustamente allora stiamo parlando di secoli e secoli fa,
quando questa è uscita, questa navicella che si era rotta, diciamo, aveva schiantato al suolo, uscì, provò a parlare con queste persone ma non si capirono e si diresse verso la foresta. Dice che aveva una tuta aderente al corpo e che parlava una lingua per loro strana. Quindi non era italiano, non era inglese, non si sa che cosa fosse, sicuramente era una lingua sconosciuta a tutti. Comunque fatto sta che sono scomparsi tutti i documenti, perlomeno non si trova niente. L'ultima volta se ne è parlato nel 1975, da allora poi è scomparso tutto, quindi è una cosa proprio antichissima questa. Quindi il vero primo, diciamo, impatto è stato tanti secoli fa. In effetti a quell'epoca stavano i fratelli mongolfier, quindi che stavano imparando con le mongolfiere a muoversi da una parte all'altra, figuratevi. Quindi ragazzi, sempre cose sempre nuove, sempre i complotti, sempre cose, esce sempre un pezzettino alla volta di verità, quindi chissà che ci sta che non ci hanno raccontato, però questo è tutto normale, diciamo. In effetti della sfera non rimase nulla, a parte quest'uomo che uscì e se ne andò via e poi non è stato più ritrovato, diciamo. Forse qualche altro UFO l'avrà preso, non lo so. Quindi all'epoca poi scrivevano ancora, diciamo, su cartaceo, che poi il cartaceo giustamente è stato perso tutto, figuriamoci che nel 1975 stava ancora un rapporto della polizia che poi non si è trovato più. Quindi questo era un rapporto di un poliziotto dell'epoca, ma qua parliamo del 1790, quindi che vuoi trovare più? Però ultimamente era uscito un fascicolo di un rapporto di questo ispettore che mandarono lì, però poi si sono perse le tracce, come al solito occultano sempre la verità, e quindi meglio che non ci sono mai prove, che che è meglio per tutti, come sempre. Quindi non si trovano più questi, diciamo, questi atti cartacei dove si attesta che quel signore andò lì, era presa la testimonianza delle persone dell'epoca che uscì questa persona da questa sfera, che si era rotta, diciamo, era caduta per terra in un campo sì, 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 ma vabbè, ma questo l'hanno nascosto già nel 75, quindi già tutti, già mi immagino che tutti i corpi speciali, quelli che giustamente hanno il potere di occultare le cose, già abbiano fatto piazza pulita. In effetti questo archivio è in russo. Pensa un po', è uscita una notizia, ma di 1790, vedi quanto è, e dicono che non si trova nessun documento. Difatti quando accade qualche cosa anche di secoli fa, tu vai su Wikipedia e trovi, scrivi e poi esce pure un secolo fa, 2 secoli fa, nel 1800 Napoleone, invece di questo fatto non si sa nulla proprio, l'hanno proprio eliminato. Quindi diciamo che non è stato quello di Roswell in effetti il primo, ma è stato questo qua, quindi già avevano il problema di occultare le cose. Vabbè, ma questo è normale. Come si chiama? Normale amministrazione per loro. Comunque ragazzi, è un fatto bizzarro. Io sinceramente vado molto sui siti russi perché tendono sempre a dire la verità. È un po' difficile tradurre il russo, però a volte con amici, che io ho molti amici russi, un po' lo conosco, un po' mi faccio aiutare, un po' col traduttore riesco diciamo, a concludere. Sì, sì, di ordinaria amministrazione, giustamente FBI, CIA, tutte queste, diciamo, persone dell'epoca avevano il compito di occultare questa cosa che era successa, ma sicuramente, no, ma guarda, pure io sono convintissimo che non siamo soli. Il problema è che purtroppo non so perché nascondono queste cose, non lo so perché non ammettono che ci sta qualche altra forma di vita, che poi non ci sarebbe nulla di male, non lo so perché non lo fanno.
o hanno paura della reazione delle persone, non lo so, ma comunque ogni volta che si vede qualche cosa cercano sempre di trovare una spiegazione che fa comodo a loro. Quindi non lo so il perché, non ci sarebbe nulla di male a dire guardate, non siamo solo noi qua, ce ne stanno pure gli altri là fuori, non sappiamo se sono ostili e sono bravi, però non credo siano ostili, se no da mo' che ci avevano fatto fuori, quindi credo che non siano. Ma non me lo c'è panico di massa di che? Se ci stanno ci stanno, comunque ci sono e basta, la gente li vede oramai. Ci stanno tanti avvistamenti che la gente oramai se tu fermi 10 persone e dici credi negli UFO, io ti dico che 7 diranno di sì e 3 diranno di no. Quindi la maggior parte crede che ci siano gli UFO. O forse per un fatto di chiesa, non lo so, pensano che forse dicendo che stanno gli UFO, dopo dicono Dio dove sta, non lo so il motivo perché loro nascondono questo. Mm, È un fatto strano, cioè forse si credono che, giustamente io penso una cosa, no? Che pure se esistono gli alieni, io credo che sempre Dio li ha creati, quindi partiamo da questo che non cambierebbe la mia situazione religiosa. No, in senso dico la religione forse la gente penserebbe allora non esiste Dio ma esistono gli extraterrestri, questa è la cosa, invece no, io credo che se ci sta altra vita al di fuori di noi anche Dio l'ha fatta, questa è la cosa che voglio dire, quindi non cambierebbe il mio credo in Dio. Sì, questa è la cosa. Oppure hanno paura che questi possano prendere il comando, non lo so. Allora cercano di evitarlo il più possibile e quindi non sono. Diciamo che gli ostili siamo noi. Quindi penso che loro non vogliono avere contatti con queste persone. Dici tu ti fai il tuo e io mi faccio il mio, capisci? Forse avranno avuto contatti con qualcuno e forse noi terrestri non vogliamo avere a che fare nulla con loro, perché penso che qualcuno abbia avuto qualche contatto con qualche razza aliena e avrà detto sicuramente tu ti fai la tua vita e io mi faccio la mia. Sì, ma dobbiamo sempre vedere, Dario, per l'amor di Dio, io posso pensare a tutto, eh. Però io penso che l'uomo non voglia che arrivino, ha paura di perdere il potere, quindi diciamo che loro hanno questa paura che possono prendere loro il sopravvento e quindi è meglio per loro comandare loro, quindi loro non vogliono perdere il potere, questa è la cosa che dico io. Dopo lo vado a vedere per Giorgio Caria, sì, sì. Tanto io sono un curioso, quindi vado a vedere, figurati. Per Giorgio Caria, sì, dopo vado a vedere che dice. Subito, avvocato, tu. Guarda, ma no, io sono curioso nel senso che mi piace vedere le cose che dicono pure gli altri, eh. Pure quando ultimamente Biglino diceva che gli extraterrestri sono Dio, in effetti non esiste Dio, io sono andato a vederlo quel programma, che poi non sono d'accordo con lui, io ci sta, quindi però accetta tutte le ipotesi possibili e immaginabili. Lui ha detto che la Bibbia è un libro di guerra, ci può pure stare, però la Bibbia stiamo sempre là è come la interpreti, lo sappiamo tutti che al finale era un libro di guerra e ci stanno molte cose che purtroppo sono state fatte, però a dire che non è un libro sacro ce ne passa un po', sicuramente sarà stato cambiato con i secoli, però qualcosina sicuramente di vero ci sarà, quindi il fatto che facevano la guerra lo sappiamo tutti, quindi sappiamo le famose crociate hanno ucciso in nome di Dio, quindi immaginiamo che si sa già tutti, quindi che possiamo dire, quindi sì, 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 ma purtroppo per certa gente si ferma a delle cose e non va più di tanto, cioè se tu parli con certe persone sono convinte così e così rimangono, non ci fai nulla. E invece no, io sono sempre stato, esce qualche cosa di nuovo, qualche ipotesi, io la vado a vedere, che poi non mi piace, ho altro a me, però se ti coccia tu.
No, io vado, a me incuriosisce a vedere fatti strani, come, ma da sempre, quindi anche, diciamo, ti faccio un esempio, no? Tu credi nelle possessioni diaboliche, diciamo che l'inferno esiste, tutte queste cose qua, mentre ci stanno persone che dicono che sono malattie mentali, o no? Vedi? Allora dipende da uno che lo vede. Tu dici no, esiste la possessione, le streghe e queste cose qua. Mentre l'altro dice no, no, quello è pazzo perché quelle le streghe non esistono, Lucifero non esiste. Quindi vedi, ci sono sempre i pro e i contro, chi ci crede e chi no. Come pure gli alieni, la stessa, c'è chi dice ma no, non esistono, oppure no, ma quando mai, queste sono allucinazioni, questo è il progetto ARP, poi ci sta chi dice che sono ologrammi, cioè ce ne stanno proprio un sacco proprio, quindi possiamo parlare all'infinito. Però a me piace vedere tutti gli argomenti, quindi non mi costa nulla approfondire, diciamo, la mia cultura, diciamo, strana, come dico io. Ma guarda, la scienza, anche la scienza non va bene perché la scienza pure occulta le cose, capì? La religione sì, lo stesso. La religione ha sempre occultato le cose, ma pure la scienza lo occulta, quindi stiamo sempre là. No, no, non lo seguo, no, però vado a vedere che cosa dice. Per lo sfizio di vedere che cosa dice e che cosa pensa, questo è. Ma sì, ragazzi, allora, pure il fatto delle streghe, le streghe, diciamo, non è un fatto, diciamo, lì all'epoca hanno fatto tutto un macello puro, si può dire. Diciamo che il fatto sulle streghe è, è 50 e 50, vero o non vero? Perché forse all'epoca ci stavano delle persone che aiutavano con le erbe, tipo le erbe di oggi, le altre persone a curarsi. Invece, siccome la religione era un po' di goccio, come dice Avvocatella, pensava che questi facevano intrugli col maligno e li condannavano tutti quanti a bruciare, diciamo, a rogo, perché era, secondo diciamo, la religione erano streghe. Quando poi si usava di madre in figlia usare medicine per curare gli amici, i parenti, diciamo, le persone che servivano, diciamo, queste cose e facevano queste porzioni, non porzioni magiche nel senso che magiche, no? Usavano le erbe per guarire. E quindi giustamente, siccome diciamo, la Chiesa non riusciva a farsene una ragione, come è guarita questa chissà che cosa ha fatto, e subito era, sì, sì, è medioevo, sì, allora si condannava per stregoneria. Io credo che siano esistite le streghe, per l'amor di Dio, però credo che il 70% di quelle che sono andate al rogo erano innocenti. Quindi diciamo che è sempre così, diciamo, là era medioevo, ragazzi, la Chiesa non sapeva dare una risposta. Sì, ma infatti, ma ci stanno, io prima mi ricordo che quando non ci stavano gli antibiotici, queste cose qua, mi raccontava mia nonna che si usavano fare tipo delle erbe, tipo delle cose, dei funghi, delle cose, quindi si tramandava di madre in figlia queste cose per anche il malocchio, ad esempio, mo quando c'è mal di testa, ancora qui si usa da noi andarsi a fare gli occhi, non so se da voi si porta a fare questa cosa. Diciamo che quando hai mal di testa a volte dice vabbè questi sono occhi, vieni che una signora nel giorno di Natale deve fare tipo delle preghierine sulla tua testa e farti, deve sciogliere questo malogio come lo chiamiamo noi qui al sud ancora, e in effetti ti passa il mal di testa poi, sarà strano ma funziona, quindi se sono occhi nel senso che la gente è invidiosa, allora ti capi, è come una influenza negativa, allora ti passa il mal di testa. E di fatti in effetti perché la signora incomincia a sbadigliare e dice vedi questi sono forti nel senso che più sbadiglia e più diciamo hai questa tipo, no fattura in effetti, è che la gente è invidiosa. Sì, adesso tu vedi, tu non ci credi, però ci sta gente che ci crede.
Quindi pure il colpo di sole, ad esempio, capita a volte il colpo di sole, non so se qualcuno da voi l'ha fatto, mettono un bicchiere d'acqua sopra la testa e l'acqua incomincia a bollire. A finale ti posso garantire, l'ho visto con gli occhi, Alessà, l'acqua finisce tutta, cioè c'è un asciugamano in testa col bicchiere stretto che non deve uscire l'acqua, dicono delle preghiere, non lo so quale mo, e ripetono questa cosa, sì sì, quando stai troppo a sole, no, prendi un colpo di sole, si usa riempire un bicchiere d'acqua, metterlo sull'asciugamano e coprirlo subito in testa per non far uscire l'acqua. Ti posso garantire che dopo 10 minuti che quello fa una preghiera, tipo il rosario, non lo so perché ti dico una bugia su questo, io l'acqua diciamo, nel bicchiere quello là da 250 non ci sta più, scompare, la vedi che scompare e non è che va nell'asciugamano perché l'asciugamano è asciutto, partiamo da questo. Quindi uno dice no, quello sicuramente l'asciugamano si bagna tutto e l'acqua è andata lì, no, l'asciugamano è asciutto, solo quella parte rotonda dove sta appoggiato il bicchiere è bagnata, poi nel resto dell'asciugamano è asciutto. Quindi dimmi quest'acqua dove è andata quando il bicchiere era pieno. Quindi diciamo da noi queste cose, perlomeno il fatto dell'occhio e il fatto del colpo di sole si usano ancora. Quindi però fatto sta, Alessandro, tu dici vabbè ma io non ci credo, d'accordo, ma per amor di Dio, però intanto a quello poi passa il mal di testa. Sì, sì, passa il colpo di sole, avvocato, questa è la cosa bella, che passa. E qui molte signore a volte ti chiamano, se mia mamma lo sa fare, sia gli occhi che quel colpo di sole, a volte vanno da mia mamma, signor su potete venire da me a fare, e c'è il bambino che ha il colpo di sole, potete venire. E si va, non è un problema, uno va a casa dell'altro e glielo va a fare. Adesso intanto passa, non è che suggestione uno o due volte, ma non sempre, capisci? Se mia mamma va 5 volte a fare tipo un colpo di sole che poi capita in estate, che i ragazzi stanno giù tutta la giornata, allora col sole, poi diciamo hanno questa insolazione oppure vanno, che ne so, alla piscina tutto il giorno e stanno con la testa, non si bagnano molto bene, hanno questo calore, cioè diciamo un colpo di sole che poi fatto e poi il colpo di sole va fatto un paio di volte minimo, poi passa, questa è la cosa bella. Cioè con la medicina non passa, col bicchiere in testa strano passa, cioè uno suggestione una volta, 2 volte, ma non sempre. Come pure il fatto dell'occhio, diciamo no del malocchio, in effetti degli occhi, che qualcuno è geloso di te oppure ti fa venire questo mal di testa, la signora ti fa tipo sta preghierina che la deve imparare nella notte di Natale, partiamo, cioè se mia mamma ad esempio lo sa fare e lo vuole imparare a mia nipote, lo deve fare nella notte di Natale. Non glielo può fare imparare un altro giorno, cioè oggi non ci può imparare, perché va fatto in un giorno particolare e quindi poi mia nipote lo potrà fare, diciamo anche lei, però si tramanda diciamo in questo giorno santo. Da noi queste tradizioni si portano ancora, quindi sono, se vieni qua a Salerno, a Napoli, a Calabria, a Sicilia, lo senti, è una cosa normale che senti, non è una cosa anomala. Qua se vai da una signora a Napoli, se io tengo mal di testa mi potete fare gli occhi, ma figurati quello che te fanno. E non si prendono soldi, adesso qua si parla di gratis. Quindi non è una cosa per fare denaro, quindi è gratis. Cioè mia mamma lo va a fare gli occhi ma non si piglia nulla, oppure va a fare il colpo di sole ma non prende nulla. Cioè lo fa per amicizia. Pure una persona che non conosce glielo fa ma non prende denaro, partiamo da questo, quindi non è che qui lo si fa per soldi, quindi lo fanno per amicizia, qui non si potessi dire una cosa per fare soldi, no, qua farlo non significa non prendere nulla da nessuno. Se prendevano soldi allora tu potevi dire vabbè ma questa è una cosa per pigliare soldi, ci stava pure. Eh sì, vedi, non è che io sto dicendo cose strane, forse al nord Italia non ci sono queste cose, ma a sud Italia, ragazzi,
Napoli, diciamo, ma credo ci sono ancora queste credenze. Che poi credenze secondo me non so perché una volta può succedere che ti passa 2 volte, ma non sempre. Il colpo di sole va via e il mal di testa ti passa. Quindi non credo sia una coincidenza. Quindi personalmente io ci credo a queste cose perché anche quando a volte ho avuto il colpo di sole perché sono stato tutti i giorni in piscina a fare lo scemo sott'acqua e non bagnarmi sempre la testa diciamo bene bene, la sera sono arrivato a casa proprio con la testa che mi bolliva, ho avuto un colpo di sole, sono andato da mamma, me l'ha fatto la sera, me l'ha fatto l'altra sera e mi è passato. Cioè l'acqua bolle proprio mentre fa la preghiera, se tu vedi il bicchiere, no? Quello sta posizionato giusto in testa sopra l'asciugamano. L'acqua, tu vedi che quando lo dice le preghiere, che poi non so che preghiere, sarà rosario, non lo so che cosa dice, perché lo dice sottovoce, quindi non ho capito mai. Quindi vedo che l'acqua però, una volta ho fatto il video in testa a me, proprio per vedere che succedeva. E si vede l'acqua blu 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 blu, come l'acqua che sta quando butti la pasta, è esempio. Poi scompare l'acqua, quando l'acqua è finito diciamo questo diciamo colpo di sole. Poi se giustamente è molto pesante lo fai il giorno dopo. Quindi l'acqua dove è andata ragazzi? L'asciugamano asciutto. Quindi ragazzi, non è che uno non vuole crederci, ma ci devi credere per forza. Cioè l'asciugamano è asciutto, l'acqua dove è andata? È come se l'acqua fosse entrata nella tua testa, non lo so. Sì, Alessandro, ma non può essere a tutti effetto placebo, capisci? Una spiegazione ci deve stare. Qualche volta lo devo fare, però devo trovare qualcuno che ha un colpo ti vi giuro che come avrò la possibilità di un colpo di sole ve lo faccio in diretta, le faccio quando mi capita che glielo dico a mamma, quando ci sta qualche colpo di sole e tu lo vai a fare, mi chiamare che devo fare il video, lo faccio in diretta, così vi faccio vedere, proprio per spizzo. L'effetto placebo è come se tu ti prendi una medicina che non funziona, però ti suggestioni e pensi che ti guarisca, tipo, lo fanno in tante cose, diciamo ti dà la pillola per la pressione, ti danno una pillola che non serve a nulla, però ha lo stesso effetto, questo è l'effetto placebo come dici tu, cioè ti prendi una cosa che non serve a nulla e poi ti passa quella cosa lì. Sì, ma ci deve stare. No, no, Alessandro, vedi che non ho studiato, partiamo da questo, a parte che ho il diploma, partiamo da questo, però su queste cose sono, ma non perché sono un sacco di cose, purtroppo facendo video, io faccio video su YouTube dal 2007 ragazzi, quindi tutte queste cose che io ora dico, io lo conosco già, l'ho detto chissà quante volte già, quindi poi uno impara certe cose, mano a mano escono in automatico, quindi a parte che l'ho sempre ripetuto in scienze, queste cose misteriose, e dicembre alla scuola in scienza avevo 9, 10, 9, 10, questi erano i miei voti, diciamo, in scienze, anche perché la scienza mi è sempre piaciuta, l'astronomia, queste materie mi attiravano e mi attirano ancora, quindi perciò ho fatto questo canale di religione, cioè un po' di tutto, un po' del meteo che mi interessa, oppure la luna, il sole, queste cose qua diciamo mi interessano proprio, quindi il primo spettatore dei video sono proprio io, quindi diciamo il primo iscritto sono quasi io alla fine. Vabbè ragazzi, vi saluto, abbiamo parlato, quasi ci manca un minuto per mezz'ora, quindi abbiamo parlato un pochino, quindi il bello della diretta è che vedi si passa da un argomento all'altro e non come il solito video che fai un minuto, dici qua, questo, quello, ciao, buonasera e finisce là, a volte la diretta è così. Quindi diciamo che la diretta, il bello è che io passo da un argomento all'altro. No, non enciclopedia, ma poco ci manca. Allora, sulla religione, mi fa piacere, bravo, Matteo.
chimico farmaceutico, bravo, si vede, hai studiato bene. No, no, io sono diciamo uno che sono secondo me 20 anni che studio queste cose, astronomia, scienze, UFO, poltergeist, possessioni diaboliche, cioè io vado da un argomento all'altro facilmente, capisci? Come pure le possessioni diaboliche ci sono persone che non credono e persone che dicono sono giusto e giù, persone che dicono sono diciamo problemi mentali, però ragazzi ce ne passa. Se non vedi con gli occhi tu non credi. Io ho visto, ripeto, una persona contorcersi a terra e posso garantirvi che non era una malata come dicono, oppure un problema mentale o altro. Quindi devi vedere con gli occhi, se no ragazzi non puoi. Allora se tu non vedi una cosa non ci credi e basta. Pure il fatto del bicchiere, ma io ho detto il colpo di sole, ma se lo vedi tu poi ci credi. Se non lo vedi e non l'hai mai visto, tu dici vabbè sarà un effetto così, sarà una superstizione, un effetto placebo come mi avete detto. Quindi lo dovete vedere in prima persona, se no non lo capirete mai. È così, non ci sta nulla da fare ragazzi. Uno giustamente, l'uomo tende sempre ad essere non a non credere in tante cose. C'è chi crede in Dio che non l'ha mai visto, oppure chi non crede e dice no, l'universo è stato il Big Bang. Ci sono tante persone, siamo vasti in effetti ragazzi, quindi ognuno crede alla sua maniera. Vabbè ragazzi, buonasera a tutti, ma mi vado a fare un bel caffè. Se volete un po' di caffè venite a casa perché io non ve lo posso portare. Grazie Samuele. Se volete il caffè ragazzi, Salerno, Viale della Repubblica numero 1 a disposizione. Il caffè non si nega, perlomeno al sud ragazzi non si nega a nessuno. La sigaretta no perché non ne tengo, non fumo più che sono 20 anni. Ciao avvocate, ciao Matteo, ciao Alessandro. Anche questo, che i clonatori che mi fa. Secondo me qualche volta pure lo faremo. Vabbè, voglio. Buonasera a tutti, ci sentiamo più tardi. Ciao, sì, sì, ciao, Alessà, grazie.